titolare si è invece inceppato a metà. Non che la Juve Stabia fosse boccone facile, anche se per stare alla larga dai guai aveva messo in campo il 21 settembre un terzino con il numero 7, missione speciale da compiere e mettere il bavaglio a Caputo. Impresa difficile in linea generale, attenuata dalla incapacità materana di far gioco senza ricorrere ai piedi buonissimi del suo numero 10, che un paio di occasioni per la verità le ha pure create, una per se stesso direttamente su punizione ben ribattuta, la seconda per i piedi di Januale, ieri in condizioni di forma discutibili. Per il resto conclusioni scontate e nessun particolare impegno per la difesa stabiese. A rovinare la ripresa materana l'infortunio De Solda, l'unico fino a quel momento con le idee chiare, e l'ingresso di Leo a chiudere le occasioni di sostituzione dal momento che dall'inizio della ripresa c'era in campo anche Pugliese. La Juve Stabia avrebbe potuto chiudere la partita addirittura, ma ha molto sprecato in avanti, rischiando una immeritata punizione a 3 minuti dal termine, ma Caputo, sempre lui, titolare della palla buona, si è limitato a un allungo al portiere. La speranza non è morta per l'11 materano. Calendario e matematica concedono ancora chance. C'è una nuova struttura societaria che sarà operativa a fine settimana. Il resto devono farlo loro, tecnici e giocatori.